Giro di vite su Campomarzo e la zona del Quadrilatero. Scatta il piano d'azione coordinato tra forze dell'ordine. Vertice in prefettura oggi chiesto dal sindaco Possamai col fine di potenziare la visibilità sul territorio e garantire sicurezza ai cittadini. È qui nelle zone limitrofe alla stazione che si concentra il maggior numero di episodi di spaccio e microcriminalità. L'ultimo solo in ordine di tempo, l'aggressione a Campomarzo ai danni di un agente da parte di un 28enne pregiudicato italiano, poi arrestato. Aveva sparato in aria con una pistola, poi risultata abilitata ad esplodere solo proiettili a salve, gettando nel panico una passante che ha allertato la polizia. È una zona che ha bisogno di un presidio più forte da parte delle forze dell'ordine, di maggiore sicurezza, e da oggi per le prossime settimane sarà così, perché ci sarà un piano coordinato tra tutti per garantire un presidio costante all'interno dell'area. Si rimodula così il dispositivo esistente, ora svolto in maniera dinamica dalle pattuglie, con l'obiettivo di consentire ai cittadini di vederle stazionare più a lungo nelle aree interessate. Un segnale alla crescente percezione di insicurezza, non giustificata però dal trend legato ai numeri relativi ai fenomeni di spaccio, in linea con gli anni scorsi. Nell'ambito del piano coordinato di controllo del territorio abbiamo dato la possibilità, di poterlo rimodulare, prevedendo anche che la pattuglia che svolge il servizio dinamico poi faccia delle soste prolungate nelle aree urbane della stazione, della Campomarzio e tutto il Quadrilatero. A questo si aggiunge un dispositivo straordinario che prenderà corpo nel fine settimana, operazione ad alto impatto in cui saranno coinvolte anche figure specializzate delle forze di polizia. Gli interventi delle forze di polizia negli ultimi tempi sono stati sistematici, costanti, ma proprio per dare un segnale ulteriore di impatto nei confronti della popolazione e di chi sosta, bivacca e commette reati in questa zona, è stato deciso che nelle prossime ore firmerò un'ordinanza con la predisposizione di determinati servizi per intensificare la visibilità e la presenza delle forze dell'ordine. Ma non solo, per Campomarzo si riapre la partita sulla presenza dell'esercito in strada, invocata dal primo cittadino. Strade sicure, che era il progetto che garantiva la presenza dell'esercito in città, era un progetto importante che aveva consentito una presenza forte in Campomarzo, soprattutto visto la carenza di organico enorme che hanno le forze dell'ordine nella nostra provincia, e quindi torniamo a chiedere la presenza di strade sicure a Vicenza.